Tribuna Amministrative 2020. Maria Laura Faccini, di Mestre Mia, dialoga con i candidati consigliere al Comune di Venezia. Amici, buongiorno, buona domenica, ancora una volta con noi, tutti insieme, in diretta su Mestre Mia. Siamo sempre nello splendido showroom dei fratelli Alessandro e Massimo Trevisan, che ci ospitano come sempre in questo luogo accogliente e in una bella mattinata di sole in Corso del Popolo 95. Io sono Maria Laura Faccini di Mestre Mia, saluto i miei amici che sono sempre qui, con i quali organizziamo questi incontri, quindi Andrea Sperandio, Francesco Brunello e Sabrina Scarpa. Ricordo come sempre che potete intervenire anche voi facendo delle domande o sulla chat della diretta oppure inviando come stanno facendo tra l'altro in tanti cittadini, inviando una mail all'indirizzo amministrative2020 Da domani il video di questa diretta sarà disponibile invece su YouTube su Tribuna Amministrative 2020. Bene, questa mattina continua la nostra serie di incontri a due con i candidati consiglieri. Questa mattina li abbiamo proprio di senso di orientamento opposto. Abbiamo la signora Elenia Barban di Giorgia Meloni Fratelli d'Italia e abbiamo Giorgio Suppiei della lista Idea Comune 2020. E dato che insomma ci siamo conosciuti anche in altri ambiti, c'è una zanzara che è sulla mano. questa ci perseguita e vorrei che vi presentaste, che ognuno di voi si presentasse un po' al pubblico in modo da far avere l'idea di chi siete, di che cosa volete fare. Elenia. Buongiorno a tutti, sono Elenia Barban, sono mestrina di nascita, vivo a Mestre da oltre 20 anni perché ero andata in un comune limitrofo, quello di Martellago. Amo la mia città e mi sono candidata questa volta, ho messo la mia faccia perché ritengo che sia il momento di dare un contributo in più a questa amministrazione che noi appoggiamo con Luigi Brunellaro sindaco e che nella quale vorremmo che Fratelli d'Italia avesse un peso maggiore. Come dicevo, vivo a Mestre, amo la mia città, ma l'amo per le sue bellezze, ma vedo che ha anche qualche problema, quindi credo che ci sia ancora la possibilità di migliorare la situazione. Grazie. Giorgio? Io sono Giorgio Suppiei, sono di Venezia, il centro storico, quindi rappresentiamo l'altra metà della nostra città, faccio l'avvocato a Venezia. Ho una moglie di oltremare, veneziana d'oltremare perché è di Cipro e quindi ha anche il senso internazionale della città di Venezia, è rappresentato in famiglia e ho due bambine di 6 e 7 anni con tutti i problemi di lavoro, di scuola e di inizio di vita in una città piena di problematiche. Sono anche presidente di alcune associazioni culturali veneziane, l'associazione civica Venezia Serenissima, il comitato Festa della Senza che si occupa delle celebrazioni per le cerimonie per lo sposalizio del mare e quant'altro, e quindi di storia veneziana, e anche sono presidente di Arzenà, che è l'associazione che conserva le imbarcazioni tradizionali storiche della Laguna Veneca, con l'attenzione a artigianato, mestieri del legno, eccetera, e quant'altro, e perché no un po' di cultura. Nel mio studio, oltre a fare l'avvocato, ho sede di un sacco di associazioni culturali perché e da sempre sono attento alle cose veneziane che vedo purtroppo con sofferenza. Ormai non sono più giovanissimo perché sono del 1960, quindi prossimo ai 60 anni, ho visto la città di Mestre e la città di Venezia, entrambi insieme, così come considerate, finire sempre peggio nella loro gestione, soprattutto sociale e soprattutto economica. Grazie. Allora, cominciamo subito con un argomento facile, che è quello della sicurezza e del degrado.
I cittadini, quindi noi sapete che parliamo solamente di Mestre e terraferma, i cittadini chiedono maggiori interventi dal punto di vista proprio della riqualificazione e della salvaguardia della sicurezza per sé e per i propri familiari, perché non soltanto la zona della stazione, via Piave, via Cappuccina, Corso del Popolo stanno diventando veramente dei luoghi assolutamente non sicuri. Stamattina c'è un articolo del Gazzettino che dice alcol stop via Carducci rinasce, che però non è una soluzione, perché anche qui Eliseo Trevisan verifica che da una parte sono stati presi, diciamo, è stata tolta la possibilità di comprare l'alcol, però i balordi che c'erano lì davanti all'Inps si sono spostati qui in Corso del Popolo, quindi è semplicemente uno spostamento di disagio e di degrado. Questa è una cosa che bisogna invece eliminare. E eliminare come? Allora sì, la sicurezza è sicuramente un punto fondamentale anche per il programma di Fratelli d'Italia di quest'anno. Allora, nessuno può negare che comunque in questi ultimi 5 anni qualcosa per la sicurezza sia stato fatto, perché di forze dell'ordine, di polizia locale se ne vedono parecchie in giro. Il problema qual è? Adesso io parlo per la via Piave, ma in quasi tutta Mestre. Le forze dell'ordine, la polizia locale interviene. Purtroppo a monte ci sono delle leggi inadeguate, perché tutte le persone che vengono arrestate o per spaccio o perché delinquono, o perché anche poi nella zona che tu stavi citando, sì, ci sono quelle persone che bevono altro ma fanno di tutto a cielo aperto, cioè sono dei gabinetti a cielo aperto. Queste persone vengono sicuramente arrestate, perché quando chiami la polizia arrivano, ma il giorno dopo questi qua vanno fuori, perché o perché sono incensurati o per 1000 motivi, quindi io ritengo che ci siano delle leggi inadeguate, quindi di questo non possiamo certo far carico a un'amministrazione comunale. Io credo che l'amministrazione comunale abbia fatto quello che doveva fare. Certo, bisogna comunque anche rivitalizzare alcune zone che in questo momento sono ancora un po' abbandonate a se stesse, come è stato fatto per via Camarcello, per esempio. Via Camarcello era una zona che non ci si poteva camminare, non si poteva passeggiare da soli. Adesso, a parte il periodo del lockdown, ma quella l'abbiamo vissuta tutti in tutta la città, adesso è una zona viva, una zona dove si può passeggiare tranquillamente, cosa che fino a qualche anno fa non si poteva assolutamente fare. Quindi sicurezza sì, ma dobbiamo essere aiutati anche da forze superiori, dallo Stato centrale, questo sicuramente. Giorgio? Allora, io di sicurezza me ne intendo in qualche modo perché sono stato un ufficiale dei carabinieri, quindi in gioventù, prima di fare l'avvocato eccetera, e vi dirò che ho prestato servizio a Napoli, quindi in zone calde dove la sicurezza va conosciuta eccetera, e quindi ho passato un periodo della mia vita con le relazioni quotidiane di che cosa succedeva in città e come intervenire. Allora ci sono tanti modi per porre rimedio a questa cosa. Uno, che è quello che è stato anche accennato, è quello normativo di organizzazione dello Stato, di repressione dei reati, di intervento sul territorio da parte delle forze dell'ordine. In primis polizia e carabinieri e guardia di finanza per le questioni di competenze, in seconda battuta, e dico in seconda battuta, quello dei vigili urbani del comune, che comunque sono un presidio del territorio. Questo presidio del territorio però non può essere un esercito privato a disposizione del sindaco o dell'amministrazione. Il vero modo con cui un'amministrazione comunale, i suoi rappresentanti, i suoi consiglieri interviene sulla questione della sicurezza è riqualificando le aree urbane dove si creano queste cose. Non c'è solo l'arresto dello spacciatore e la repressione di quello che fa pipì sulla porta di casa degli altri o sui negozi o fa le risse di notte perché si ubriaca e anche di giorno ormai, e la situazione di Mestre è pesantissima perché è portata ad esempio come una delle zone di degrado urbano più pesanti sicuramente del Veneto. Allora la funzione dell'organizzazione del comune e quello che devono fare sindaco e consiglieri è pensare che lì ci devono essere insediati
attività diverse da quelle dello spaccio. Quello va represso, ma poi va riqualificata, e quindi bisogna creare che ci siano negozi di vicinato, residenti che ci vivono, persone che hanno la vita di una città normale. Questo consente di qualificare in maniera intelligente e costruttiva il periferico. Finché non si fa questo e si pensa soltanto a politiche di repressione, magari anche con legislazione che andrebbe meglio organizzata, ma i reati, il codice penale c'è, eccetera, per tutto, e quelle cose che fanno queste persone che violano la sicurezza sono indiscutibilmente degli illeciti. Grazie. Ma va riqualificata in quel modo propositivo. Infatti adesso ci colleghiamo a un altro argomento molto importante, che è quello del commercio, che è strettamente legato anche al discorso del degrado. Ci sono tantissimi negozi, e quindi saracinesche tirate giù, buio, sporco perché non sulle strade, ma anche proprio un'idea generale. Per cui Mestre ha bisogno assolutamente di rinascere dal punto di vista dell'economia, del commercio, e più di un anno fa, ne parlavamo anche con i vostri colleghi, questa amministrazione ha istituito il Mestre Shopping District, che però non è decollato. E, insomma, ci sono state anche delle idee, delle proposte diverse da parte sia di candidati sindaco che anche di candidati consiglieri. Secondo voi che cosa si può fare per risolvere e anche per tirare su economicamente la città e nel contempo quindi farla vivere in un modo migliore ai cittadini? Allora, una delle cose, anch'io vivendo a Mestre vedo, e in primis Piazza Ferretto, che ormai ci sono moltissimi negozi chiusi. Io credo che uno dei problemi sia quello dell'affitto, perché ci sono degli affitti salatissimi che allontanano i commercianti, e anche le nuove attività non riescono ad affrontare questo tipo di spesa. Quindi trovare delle sinergie tra dare la possibilità a chi affitta e a chi ovviamente prende in affitto, far pagare delle imposte, ridurre parzialmente le imposte comunali, per esempio quelle sul negozio di abbigliamento, non fa tante immondizie come può essere un ristorante, adesso faccio un esempio, quindi magari ridurre parzialmente per un tot di anni le tasse potrebbe essere un'idea, però incentivare ancora di più i parcheggi. Buona secondo me è stata l'idea quella dei 90 minuti gratis che stiamo usufruendo tutt'oggi, perché comunque Mestre era diventata un po' un tabù per chi doveva venire a parcheggiare, e poi cercare di attrarre attività commerciali di tipo, diciamo, non dico elitario, ma di un certo tipo, perché altrimenti che qualifichi la città, perché altrimenti rischiamo di dare in affitto la Piazza Ferretto a gente di etnie diverse contro le quali non ho nulla, però dopo diventa un'altra via Piave dove ormai abbiamo solamente cineserie e non troviamo più un negozio che sia un negozio caratteristico della nostra città. Cioè in Piazza Mestre è rimasto Caberlotto, che è un negozio storico, Zubiolo, non so se faccio pubblicità, ma sono le nostre. E poi tanti, ecco, quello che nasce in questo periodo a Mestre, io vedo tante attività di ristorazione, bar, queste stanno andando alla grande, però non sono quelle che danno vita, cioè danno vita di sera, perché ci sono zone che sono vissute di sera, ma di giorno poi vengono svuotate, e questo è un peccato per una città. Grazie. Beh, se si parla di commercio bisogna prendere atto che la situazione è drammatica, nel senso che usciamo da un periodo di lockdown e tutta l'economia, non solo veneziana ma nazionale e europea, diciamo, in considerazione di quel che si è verificato con le riduzioni di spostamento e quant'altro, è in ginocchio in maniera pesantissima. Quindi ci sono delle necessità immediate per far fronte a questa questione e delle necessità di programmazione diversa, perché il trend di peggioramento delle condizioni economiche, della gestione appunto del commercio sulla piazza di Mestre ha delle origini e va risolta in maniera diversa. Allora le cose immediate sono quelle di riduzioni immediate anche con interventi pesanti. Il sindaco di Venezia deve rivolgersi
allo Stato centrale e a chi prende provvedimenti anche tampone legati all'emergenza sanitaria col coraggio non di lasciare le cose allo sbando. Giustamente la mia gentile collega ha detto che andrebbero riviste le questioni degli affitti, certo, ma non può essere lasciata così alla gestione singolare, eccetera. Ci deve essere un orientamento, un'indicazione. Finché c'è questa cosa, sia che le botteghe chiudono e i proprietari se no si accontentino di una riduzione organizzata, pensata in maniera intelligente e concordata per tutti. Questi sono provvedimenti tampone. L'amministrazione comunale deve smettere immediatamente tutte le imposte comunali, non deve fare una programmazione, una riduzione, eccetera. Le imposte comunali, finché non si rimette in piedi l'economia, vanno sospese. Dopodiché c'è una programmazione futura di lungo periodo, perché bisogna stare attenti. Il problema dei parcheggi è fondamentale, perché nei centri storici, nel centro di Mestre, eccetera, ma è un problema generale, la gente che va a fare le spese ha bisogno della macchina, di arrivare, eccetera. Guardate che Mestre, io che me la ricordo bene, perché l'ho frequentata anche per le spese, venivano a farci la spesa anche i veneziani per la qualità, la convenienza dei prezzi e la qualità della merce offerta per i residenti. Le botteghe veneziane sono diventate sempre di più per l'offerta turistica, chi vive e ha bisogno di altre cose spessissimo veniva a fare la spesa a Mestre, sia di vestiario, sia di arredo, sia di tutte quelle che sono le necessità della vita. Questo è sparito, bisogna avere una politica assolutamente diversa nei confronti dei centri commerciali, risolvere il problema dei parcheggi per chi arriva a fare la spesa nel centro è fondamentale non solo per il commercio ma per tutto. Questo è un problema che Mestre si dovrà mettere. I pochi garage che sono stati costruiti per macchinette piccole che manco c'entrano più adesso. Se uno va a vedere un appartamento col garage deve misurarlo, perché sennò le macchine più nuove non c'entrano, eccetera. Cioè, ci sono questioni di questo genere, ma è possibile che delle amministrazioni non abbiano attenzione alla riorganizzazione anche dal punto di vista urbanistico di questa questione? E poi, dico l'ultima cosa, bisogna che la legislazione, noi pensiamo per Venezia, per la cosa, uno statuto speciale, perché un territorio che è in emergenza ha bisogno di una legislazione speciale e questo ce lo darà non soltanto lo Stato italiano, ma una trattativa importante con l'Europa. Abbiamo altre città a statuto speciale a giro per l'Europa. Se le regole europee, che sono quelle che ci vincolano tutte, daranno ragione, e questo lo possono fare per la nostra area urbana, noi possiamo prevedere degli sgravi fiscali. Chi apre un'attività nuova nel centro storico deve avere una defiscalizzazione totale per i prossimi 4, 5, 6 anni, eccetera, non al 50% totale, e per il periodo successivo, in maniera che si riparte, e altrettanto vale poi per la residenza, non so se ne parleremo. Sì. Ecco, a proposito del discorso della prospettiva internazionale europea, Mestre, è stato detto, ma è vero, che non dovrebbe più essere vista come una città all'interno di una città, ma a livello europeo. Quindi le dimensioni e anche il numero della popolazione, la quantità della popolazione, la rende parte e la rende rappresentante come grande città europea. Quindi in questo senso dovrebbe essere anche valutata, aiutata, promossa e rivalutata, quindi proprio Mestre e tutta la sua terraferma, quindi questa è una prospettiva che probabilmente le nuove amministrazioni, la nuova amministrazione qualunque essa sia, dovrebbe valutare. Parliamo sempre di Mestre, parliamo proprio della rivalutazione storica. Noi siamo un'associazione importante di Mestre che si è battuta proprio per far riconoscere la mestrinità e l'identità mestrina, che purtroppo negli ultimi anni è stata mortificata. Dal punto di vista della celebrazione delle feste proprio, delle ricorrenze proprio della città, ma anche dell'identità propria, cioè Mestre non esiste, c'è sempre scritto Venezia Mestre, su Google non c'è Mestre, alla stazione c'è Venezia Mestre, qualsiasi cosa. E non è colpa del sindaco. Diciamo che però il fatto di dire le città di Venezia, no, questa è una cosa che c'è stata poi tra l'altro portata dai cittadini, dire le città di Venezia, anche questa è una cosa che lascia, per cui ci si pone delle domande. Le città di Venezia sono intese come le città di Venezia, quindi
sulle quali Venezia ha comunque un suo potere, una sua influenza maggiore, oppure tutte le città di Venezia, quindi anche compresa Venezia, hanno pari dignità? Perché su questo noi mestrini avremo qualcosa su cui obiettare. Prego. Io ritengo che le città di Venezia sia tutte le città che compongono il comune di Venezia, quindi ognuna con pari dignità. Mestre, ovviamente io sono mestrina, anzi, se una cosa che io non dico è la terraferma di Venezia, io non sono di terraferma, io sono di Mestre, punto. Poi c'è chi è di Delalino, chi è di Favara, eccetera. Sì, è vero, Mestre negli anni 60, dopo la guerra, comunque nel boom economico, ha un po' visto cancellare la propria storia dal punto di vista anche architettonico, perché ci sono rimaste pochissime cose. Io credo che molte cose siano state fatte, perché insomma la torre di Mestre è lì, è bella, magari si potrebbe anche ripensare a qualcosa, come rivalutarla, però io penso che l'identità di Mestre debba anche essere vista nel suo futuro. Noi pensiamo a una Mestre 3.0, perché comunque noi potremmo essere ricordati, e adesso ancora noi veniamo riconosciuti, ormai quando si va in giro non serve dire sono di Venezia, dici di Mestre e riconoscono Mestre, quindi siamo conosciuti. Una volta venivamo conosciuti perché Mestre era brutta, perché c'era la tangenziale, Mestre dove c'era la tangenziale. Adesso io una settimana fa ho conosciuto delle persone che sono venute ad abitare a Mestre e ho detto, beh, io ho visto Mestre rispetto a 10 anni fa dove sono venuta e ho vissuto qua per un anno, l'ho vista completamente diversa, molto bella, molto avveniristica in certe zone, eccetera. Quindi secondo me la nostra identità la dobbiamo vedere, sì, rispettando quello che è stato il nostro passato, ma vista verso il futuro, perché secondo me Mestre ha delle possibilità che vanno oltre quello che abbiamo adesso. Quindi anche un polo, per esempio, fieristico o congressuale, quindi una zona dove possiamo ovviamente attirare gente, attirare tutta una serie di attività che poi insomma, portano qualcosa a Mestre, restano in città, perché non possiamo continuare a essere quelli che sfruttano Venezia e poi vengono qua tutti quelli, anche gli alberghi che sono nati sì perché vicini a Venezia, ma perché alla fine qua si paga magari un po' meno, quindi vengono qui a dormire, però dobbiamo offrire qualcosa di più. Molto è stato fatto, secondo me si può offrire ancora di più, però insomma non possiamo dire che che tutto il male è venuto nei 5 anni. Abbiamo purtroppo avuto anche Venezia e Mestre abbiamo avuto delle situazioni prima con il lockdown eccetera, che ci hanno messo in ginocchio tutti quanti, ma hanno messo in ginocchio anche altre città, non solo noi. Non è che possiamo dire, infatti, ma noi non abbiamo mai fatto, chi ha sentito, non abbiamo mai dato responsabilità solamente a questa amministrazione. Il sindaco è bravo a difendersi. Sono cose, sì, non ha bisogno della nostra difesa, però anche sì, molte cose sono anche molto datate. Esatto. Mestre è sempre stata abbandonata un pochino, ecco. Una cosa che io noto, per esempio, facendo questa campagna elettorale, quando si va a Venezia accusano che non è stato fatto molto per Venezia. Io non ritengo che non sia stato fatto molto per Venezia in questi 5 anni, è stato fatto anche per Mestre, una cosa che magari una volta non veniva fatta, secondo me. Bene. Allora, io dico che non è solo che non sono state fatte cose, ma per Venezia sono state fatte cose sbagliate, non sono state fatte, e quindi è stata privilegiata una economia di tipo speculativo sul nome della città che ha fagocitato tutto il resto. Facile economia, neanche fatta dai veneziani, perché ormai Venezia è in mano ai gruppi di investimento stranieri e alla speculazione, che compra, va, investe là perché è convinta che ci sia una stagione turistica e un turismo da sfruttare con un brand fortissimo, che quindi va sfruttato economicamente in quel modo. Non restano neanche a Venezia i frutti di quel guadagno. Mestre problema grandissimo, perché è assolutamente vero, e i mestrini devono rivendicarlo in maniera forte,
che la loro città, la città di Mestre intesa come Mestre, ed è giustissimo quello che ha detto, è stata trascurata. Quanti sanno che questa non era una città dormitorio venuta su negli anni 20, ma è una città con origini romane ancora più antiche di quelle di Venezia? La torre è un simbolo medievale, ma ci sono ancora resti del castrum romano, delle mura, ci sono ancora in qualche muratura rimaste, eccetera, eccetera. C'è il centro studi storici di Mestre, con cui siamo in contatto continuo con Venezia Serenissima, eccetera, come Serenissima, che ha in maniera molto intelligente e qualificante ripreso per mano la storia di Mestre, che ha una dignità straordinaria. La piazza Perretto è una bellissima piazza di una cittadina del Veneto con tradizioni secolari. Ecco, poi in realtà guardando in progress e in futuro bisogna pensare anche che non è una città di 10-15 mila abitanti, ma è diventata un centro urbano di 200.000 abitanti e quindi avrebbe bisogno anche in programma in futuro di delle riqualificazioni di aree che vanno riprese per mano, e quindi l'area della stazione come l'area dell'ospedale che è in pieno centro eccetera, dove poter creare un centro per Mestre importante che gli dia l'apertura e lo sguardo sul futuro. Dico anche un'altra cosa che mi viene in mente. Oltre a Venezia, per esempio, Pompei è l'altro posto che ha sopra i 15 milioni di visitatori, di presenze turistiche l'anno, eccetera, che guardano una cosa intelligente. Ora la città storica antica romana di Mestre non c'è, ma a fianco, attaccato all'aeroporto, c'è Altino da scavare. Il sindaco di Venezia è un sindaco metropolitano e quindi ha competenze poi anche sulle aree di coordinamento su questo. Riscavare Altino e avere a fianco una città urbana non costruita sopra, con i mosaici, con le ville, una seconda Pompei, non dico con la qualità perché non è stata sommersa dalla cenere del Vesuvio, ma è stata abbandonata, nel senso, quindi, però è ancora tutta lì, completa, integra, possibile che non gli si interventi e non gli risidia, che è uno spazio per una cosa importantissima di turismo internazionale di qualità. Dico una cosa solo sul sindaco Brugnaro che è stato tirato in cosa. È chiaro che non è colpa sua quella delle condizioni storiche, sarebbe sciocco dirlo o pretestuoso, però lui si era impegnato alla scorsa elezione di valorizzare le specificità di Mestre di Venezia con adeguatamente sia nei confronti dell'economia con bilanci separati, sia dando spazio all'autonomia amministrativa, che è una cosa per cui io sono una lista civica con dentro veneziani e mestrini e professionalità di tutti i tipi, anche europei. Abbiamo 7-8 persone in lista che si occupano, idea comune, che si occupano delle questioni europee, che hanno lavorato a Bruxelles per l'Europa eccetera, per Venezia. Ecco. Il sindaco ha affossato questo, l'accentramento delle sue funzioni nelle sue mani di Brugnaro, purtroppo ha fatto venire meno questo anelito che era stato detto dai mestrini e dai veneziani di quella volta, e l'aver affossato anche, perché erano di colore politico diverso, le municipalità, e quindi aver tolto quel rapporto di competenze che poteva essere una forte municipalità di Mestre, di Carpenedo, cioè avrebbero saputo riqualificare in maniera diretta quei rapporti, averle azzerate è una grave colpa, questa sì, di Brugnaro e della sua amministrazione e delle sue decisioni, perché l'accentramento che ha fatto sulla sua persona ha ulteriormente peggiorato questa situazione. E chiedo scusa per la polemica, ma se la merita, perché con noi ha tradito un... Ma in questo mi dà, diciamo, lo stimolo a chiedere a Elenia Barban, dato che questa era una cosa che di cui avevi accennato prima, come partito e come quindi componente di supporto a questa amministrazione che potrebbe essere di nuovo la prossima per i 5 anni, voi vorreste e avreste anche la forza per poter indurre il sindaco, non dico a cambiare rotta, ma quantomeno a progredire su certe iniziative che sono proprio quelle richieste che vengono fatte dai cittadini. Quindi io credo che una forza come Fratelli d'Italia potrà avere sicuramente un peso diverso da quello che ha avuto 5 anni fa, che noi non eravamo presenti se non nell'ultimo periodo
della consigliatura. Quindi immagino che comunque il sindaco avrà in noi e anche nella Lega e in Forza Italia avrà sicuramente degli alleati, però diciamo degli alleati con cui confrontarsi, cosa che magari nella scorsa consigliatura non accadeva, perché questo non accadeva. Questo ovviamente non vuol dire fare scintille, però insomma confrontarsi con varie persone, con altre persone con idee diverse, perché comunque siamo sì tutti, appoggiamo sicuramente Luigi Brugnaro convintamente, abbiamo però diciamo ognuno ha un partito diverso, lui è una lista civica, quindi abbiamo delle idee non diverse, ma insomma, possiamo confrontarci su delle idee come è giusto che sia, e credo che lui facendo l'alleanza con noi ne sia consapevole e abbia accettato questo, insomma. E invece Giorgio, perché voi appoggiate Pierpaolo Baretta? Qual è la vostra idea? Allora, io mi auspico proprio che succeda quello che hanno detto loro, cioè che ci sia una discussione politica sul destino della città e sul ruolo che deve avere Mestre, eccetera, diverso dall'accentramento personale che abbiamo visto adesso nel sindaco. Mentre la questione, per quello che riguarda la questione della nostra scelta, è perché noi siamo una lista civica e quindi aperti a tutte le componenti. Nella amministrazione della città di Mestre e di Venezia ci deve essere attenzione ai cittadini e quindi contano relativamente le questioni di carattere generale di tipo nazionale, nel senso io sono di centrodestra, di centrosinistra, contano i programmi, quello che si vuole fare e soprattutto conta mantenere i programmi che si sono promessi in campagna elettorale. Ecco, negli incontri che come lista civica abbiamo avuto con Pierpaolo Baretta, il nostro programma, attento a queste cose, a queste necessità dei cittadini, è entrato in toto, anzi avrete notato e gli elettori del nostro comune possono notare che questo sindaco, Pierpaolo Baretta, non ha neanche fatto la lista del sindaco proprio, ma avendo una lista civica di componenti radicate sul territorio e complete che si occupavano delle esigenze dei cittadini, questa è la lista aggregata a fianco delle composizioni dei partiti. E dico anche qui una lieve polemica: Brugnaro, gli impegni che aveva preso con la lista, io ero a sostegno di Bellati, candidato sindaco l'altra volta con Gianangelo Bellati, eccetera, e gli impegni che aveva preso anche in forma scritta purtroppo non li ha mantenuti, e quindi questa è una grave contestazione che facciamo al sindaco Brugnaro: non mantenere gli impegni, soprattutto coi cittadini e con chi dei cittadini con componente civica ti aveva anche sostenuto in passato, perché alcuni di noi, non tutti, ma alcuni di noi si erano espressi in questo senso, aver visto tradire completamente questa cosa, e quindi l'inaffidabilità è stata una cosa grave. Ecco perché scegliamo Baretta. Dopodiché noi speriamo che la componente che venga eletta all'interno di tutti, perché non ci sarà solo dell'una parte o dell'altra, vengano fuori persone con possibilità di dialogo e con sentimento vero di attenzione alle necessità della città più che allo schieramento, e bisogna sapere anche ogni tanto saper sacrificare gli affari. E dico quest'ultima cosa su questo concetto: quello che conta è l'uomo. L'economia è al servizio dell'uomo, non può essere l'uomo che sottostà alle leggi dell'economia. L'economia deve risolvere i problemi dell'uomo. È un valore l'economia, ma purché sia attenta alle necessità dei cittadini. Ecco, devo dire, questa è una riflessione che faccio, però a ragion di causa, che in tutte le nostre conversazioni, anche con persone di segno opposto, ho visto una grande intanto pacatezza e voglia di fare, ma soprattutto sia dal punto di vista dei partiti che anche delle liste civiche, chiunque sarà il sindaco non avrà vita tanto facile, nel senso che proprio questi stimoli, queste liste civiche, questi partiti rinnovati e anche più forti magari di una volta, probabilmente in questa prossima legislatura, anche qualsiasi sia il sindaco, potranno essere decisivi
per la promozione e la realizzazione dei problemi proprio del territorio, e questa è una grande forma di democrazia, perché rispetto ad altre campagne elettorali questa è la prima volta che si vedono intanto delle sinergie, delle capacità, della voglia di fare insieme. E poi l'altro giorno dicevamo che un cittadino ci ha fatto notare che all'interno del Consiglio Comunale c'è sempre questa contrapposizione ideologica. La maggioranza dice sempre che quello che propone l'opposizione è sbagliato, l'opposizione fa la stessa cosa, mentre la gente vuole un impegno a vedere le cose e a trattarle senza ideologia e con molto spirito di collaborazione. Quindi gli ospiti che noi abbiamo avuto hanno avuto sicuramente questa immagine, diciamo, propositiva, e questo è un inciso, però è una cosa molto bella, e credo che noi l'abbiamo evidenziata perché è stata l'unica occasione, quelle di Mestre Mia, queste riunioni, questi incontri in cui le persone si sono potute esprimere con tranquillità. Torniamo alle nostre domande, parliamo di cultura sempre di Mestre e terraferma, entroterra, riferita rispetto alla grande cultura che c'è, o l'offerta culturale che c'è a Venezia. E abbiamo visto l'altro giorno che il sindaco ha detto che vorrà comunque, questo sindaco se verrà rieletto, mantenere la delega alla cultura, parlando però di una cultura molto ampia, diciamo, che raccolga molti aspetti, mentre noi vogliamo una cultura calata sul territorio, che sia sperimentale o che sia comunque di qualsiasi tipo, però che vada a 360 gradi su tutti e 12 mesi. Che cosa, diciamo, il suo partito che cosa propone? Io penso che comunque una città come Mestre debba sicuramente avere, come ha, un'ampia scelta per tutti dal punto di vista culturale. Un teatro ce l'abbiamo, certo non è a livello del Teatro La Fenice, però comunque abbiamo un bel teatro con una bella campagna, rassegne, programmazione, insomma io conosco gente anche da fuori che viene a vedere spettacoli qua da noi. Sì, ovviamente ricordiamoci che tutto quello che noi programmiamo ha un costo, quindi è facile fare delle promesse, dire sì, facciamo, portiamo, quindi non possiamo neanche illudere le persone di dire facciamo tutto l'anno qualsiasi cosa. Io penso che il sindaco Brugnaro in questi anni comunque abbia dato alla città molto più respiro, c'era molta più attività, c'erano tante manifestazioni di vario genere. Adesso paghiamo ancora però la fase post-lockdown, che non è neanche possibile organizzare determinate manifestazioni, determinate iniziative, quindi io credo che l'attenzione da parte nostra, come da parte del sindaco Brugnaro, ci sarà e ci sarà sempre, perché la cultura comunque serve, è il cibo per lo spirito innanzitutto. Vediamo le risorse che ci arriveranno, perché ovviamente anche la cultura, come tutto quanto, ha bisogno di molte risorse per essere fatta bene. Quindi insomma, noi ci siamo e speriamo di riuscire a far bene anche questo. Grazie. Io dico che la scelta di un sindaco, chiunque esso sia, di tenere per sé la delega alla cultura è sbagliatissima, perché a parte la critica di inadeguatezza totale dell'ultimo quinquennio di questo sindaco all'attenzione che doveva avere alla cultura, perché assolutamente inadeguato, Venezia e Mestre avevano bisogno di altra attenzione culturale, con una persona dedicata che prendesse per mano le necessità culturali di Mestre e di Venezia. Noi proponiamo come lista civica che questa delega ci sia e che ci sia anche diversificata, perché le necessità a cui deve far fronte enormi sulla piazza di Venezia un assessore alla cultura, un delegato alla cultura, sono di un tipo, e quelle a cui deve far fronte un assessore alla cultura, un delegato alla cultura di Mestre, sono di altra natura e hanno bisogno di un'attenzione, di una dedica al 100%, perché sono elementi importanti non solo del recupero culturale storico,
ma anche di programmazione, di attenzione per l'economia, per il futuro. Per questo non farlo, non averlo fatto, pensato di essere tuttologo, è una cosa gravissima che ha fatto il sindaco Brugnaro, e gravissima perché lo ha già annunciato sui giornali che lo farà per i prossimi anni. È un motivo per il quale, solo per questo non andrebbe votato un sindaco che dice mi tengo io la delega alla cultura, perché è una cosa fondamentale per Mestre. Mestre ha delle potenzialità enormi per parte sua, basta vedere il Candiani come è sottoutilizzato, l'M9 non decollato, le attenzioni che dicevo al centro storici storici di Mestre, che è una cosa, le attenzioni al recupero culturale di tanti elementi. Io sto pensando anche alle vecchie poste di Piazza Barche, le cose eccetera. Possibile che non siano fonte di attenzione di un unico soggetto che si dedica a questo in maniera competente, consapevole e che le conosca, perché ci vuole anche persone, è una delega, una persona adeguata e che ci si dedichi al 100%. Se questo non si fa è un gravissimo errore che ha fatto Brugnaro e che farebbe qualsiasi sindaco anche di altra città. Non è un attacco personale a lui l'errore l'ha fatto, ma qualsiasi altro sindaco questa cosa che è delicatissima deve affidarli alle persone più preparate e più competenti del territorio, che lo conoscano. Ecco, da questo argomento scendiamo a un altro argomento che è molto importante, che è quello delle municipalità. Allora, per esempio, il candidato vostro sindaco è fortemente a favore delle municipalità, e non solo, ma anche la figura di un prosindaco che quindi sia, diciamo, al di sopra dell'organizzazione di Mestre, che quindi sia da riunione con il sindaco di Venezia, e che quindi, e poi le municipalità che siano da stimolo, da contenitore di tutte le istanze dei cittadini, come era una volta. Marco Sitrang invece vorrebbe tornare ai consigli di quartiere, cioè ci sono, però in genere sono tutti favorevoli a queste istituzioni, che però tutti si lamentano perché il sindaco Brugnaro ha, diciamo, un po' svuotato. Fratelli d'Italia cosa ne pensa? Io credo che le municipalità siano comunque diciamo, il rapporto che c'è tra il cittadino e, diciamo, e l'istituzione. Non siamo, sì, siamo d'accordo che possono essere riviste, siamo anche d'accordo che possa esserci un prosindaco di Mestre. Ovviamente sono delle idee per ora nostre, che avremo da discutere anche con il sindaco, ma non credo ci siano assolutamente problemi, perché il sindaco comunque una cosa non lo si può accusare, non è un sindaco che sta nel suo ufficio, è un sindaco che gira per le strade, che si confronta con la gente, quindi è un sindaco che magari a modo suo, ma accetta le proposte e accetta le iniziative che gli vengono dal basso. Quindi credo che avere un collante maggiore con la cittadinanza per lui sia solamente, diciamo, un favore, una cosa a suo favore, ecco. Quindi per quanto ci riguarda non è un problema ridare un po' di forza alle municipalità rispetto a quella che magari aveva fino adesso, però è una cosa di cui non abbiamo ancora voi comunque, certo, ci faremo da portavoce, certo, sicuramente. Certo. Ovvio che si è in una coalizione, quindi si devono rispettare le istanze di tutti, ma insomma, certo, ci sono anche altri nella coalizione, non siamo da soli, certo. Beh, la situazione che abbiamo vissuto in questi 5 anni è quella del sindaco che ha svuotato, sulla carta le municipalità esistono, ma le ha svuotate di competenza Brugnaro perché erano di segno opposto al suo, erano tutte sostanzialmente, tranne Favaro, vinte dal centro-sinistra. Per non avere grane ha fatto una scelta di tipo aziendale, le ha svuotate di competenze e così ha detto comando io da sindaco, senza avere il problema del confronto con le municipalità. Secondo me è una cosa, un grave attentato alla democrazia, perché invece in realtà il confronto con la gente va valorizzato. Siamo nell'ambito di un quadro normativo, cioè solo possono avere le municipalità, e quindi dobbiamo rispettare la legge, i consigli di quartiere non esistono più come tali a livello nazionale, sulle città che hanno 250.000, da 250.000 abitanti, siamo a 260, basta che perdiamo altri 10.000 abitanti nell'ambito della cosa e le municipalità ce le siamo giocate per un verso o per un altro.
Speriamo di no, perché speriamo noi con le politiche e cose eccetera di riportare residenza a Mestre e di riportare residenza a Venezia in maniera che, ecco, che arriviamo. Quello che è sicuro è che le municipalità ci devono essere perché hanno un rapporto col cittadino, soprattutto in un comune così grande e diversificato come Venezia, nel senso che Venezia ha ambiti lagunari, isole, Pellestrina e Lido che sono da una parte, Mestre, Fabro eccetera, e Marghera. Vogliamo parlare di Marghera che ha diversità rispetto, parliamo Mestre e Venezia, ma Marghera è una realtà importantissima con le sue necessità. Allora vanno non solo conservate ma potenziate e gli va data anche una capacità economica di spesa, perché decidere senza poter far fronte le funzioni dell'amministrazione comunale, che sono quelle di servizio ai cittadini in pratica sul territorio, devono passare attraverso la delega alle municipalità. E dico un'ultima cosa: noi al sindaco Baretta non abbiamo chiesto un pro sindaco per Mestre. Abbiamo detto il sindaco deve occuparsi per i coordinamenti, ci vogliono 2 vice sindaci, uno dedicato a Mestre che ha delle necessità e un altro che le deleghe devono essere, e uno dedicato a Venezia. Queste sono talmente le necessità di coordinamento che abbiamo chiesto questo e nel nostro programma c'è questo. E siccome perché ci siano le funzioni, la parte economica delle funzioni è fondamentale, abbiamo chiesto anche un bilancio diversificato, cioè nel senso che nelle poste del bilancio del Comune di Venezia, che è unico sulla carta perché non c'è stata la separazione amministrativa col referendum eccetera, e che se sa mai se si arriverà a una strada di questo genere, però quello che è certo è che le partite del bilancio devono essere pensate per Venezia e per Mestre in maniera dedicata. Solo così si rende l'amministrazione che i cittadini chiedono e che Mestre chiede e che ha tutto il diritto di chiedere con forza, perché è assolutamente vero che è trascurata, quello che ci siamo detti all'inizio. Grazie. Ecco, parliamo del ripopolamento e residenzialità, che sono strettamente legate. Mi riferisco a te perché tra l'altro voi avete come Fratelli d'Italia avete avuto Raffaele Speranzon, che è stato presidente dell'Ater e che in questi anni ha fatto molti interventi. Adesso lui è candidato alle regionali e quindi gli auguriamo buona fortuna come tutti i mestrini e quindi mi raccomando, io faccio un appello ai cittadini di votare anche in regione, se possibile, delle persone mestrine, perché sarebbe una grande cosa poter avere dei pochissimi candidati mestrini tra l'altro. Ecco, quindi bene. Allora, noi però parliamo sia di residenzialità pubblica che anche di quella privata, e qui purtroppo non solo abbiamo negozi chiusi, ma abbiamo anche tanti appartamenti sfitti e che poi purtroppo possono venire convertiti in qualcos'altro che di certo non portano ricchezza alla città, ma anzi la depauperano sempre di più. Cosa vorreste fare, o come comunque vorreste aiutare la nuova amministrazione a risolvere, a cercare di affrontare e risolvere? Allora, noi stiamo, come Venezia, anche qui a Mestre, ormai stiamo un po' vedendo molti appartamenti che si stanno convertendo in affitto turistico, perché chi vive in condominio, io credo che quasi tutti almeno un appartamento del proprio condominio è diciamo, convertito in affitto turistico. Io credo che ci devono essere degli incentivi a chi ha questi appartamenti, dare degli incentivi ad affittare a persone del posto, a lunghi affitti, a fare lunghi affitti, perché altrimenti le giovani coppie, le case a Mestre costano tanto, perché una casa ha dei costi, quindi si spostano nella cintura nei comuni vicini, Marcon, Martellago, addirittura Casali sul Sile vanno fuori provincia. E quindi secondo me dare degli incentivi alle giovani coppie per poter o acquistare una casa e quindi con diciamo, dei partenariati con le banche piuttosto che con altre strutture, o per degli affitti, questo sicuramente potrebbe essere diciamo, un'ipotesi. Poi per quanto riguarda la residenzialità pubblica, anche questo dobbiamo cercare, tutte le case che sono di proprietà pubblica, cercare di darle agli anziani, innanzitutto ai mestrini, perché qua in questo momento qua purtroppo molte di quelle case, a parte che vengono occupate, perché ci raccontava appunto Raffaele che ci sono delle situazioni nelle case popolari che sono
lasciate ormai, lasciate proprio lì, cioè gente che non ha diritto di restare dentro, però resta dentro nonostante, diciamo, i solleciti alle autorità di competenza, restano dentro perché intanto li controlliamo e stanno lì. C'è gente che non può uscire di casa perché ha paura che gli occupino la casa, non esiste, cioè non si può, quindi io credo che sia da fare una grossa attività sia per quanto riguarda sul fronte, diciamo, pubblico, ma anche quello privato, perché ormai Venezia, Mestre si sta svuotando come Venezia, non con gli stessi numeri, perché purtroppo Venezia ha avuto un grosso svuotamento da questo punto di vista, però diciamo che se continuiamo così rischiamo di andare sotto i 250.000. Ecco, questo sì. Io riconosco a Raffaele Speranzon di aver fatto quello che poteva fare, di essersi, lo conosco personalmente e sicuramente si è adoperato, però bisogna fare di più. Io spero che non sia mai successo nella storia degli ultimi anni che un appartamento di residenzialità pubblica sia stato dato ai turisti, perché se è successo, dico, se fosse successo, io mi acchiappo chi ha firmato quell'atto e lo denuncio. Ecco, questo è. Non vedo questo. Ecco, non credo che siamo ecco. Quindi, allora, per quello che riguarda la residenzialità di proprietà privata e quindi il mercato delle locazioni e degli affitti, bisogna fare una cosa completamente diversa e più coraggiosa. Bisogna dire, con gli incentivi fiscali che può dare il comune sia delle imposte comunali ma anche per quello che deve essere l'impostazione del sindaco, cioè deve andare a battersi per uno statuto speciale, bisogna che quelle case siano defiscalizzate per anni a chi dà in affitto alla residenza, cioè i correttivi che il pubblico può dare al mercato delle locazioni sono quelli di rendere più competitivo quello che competitivo non è, perché c'è una cosa da rimettere a posto, non incentivi a pioggia sbagliati, ma defiscalizzazione. Io voglio vedere se tu affitti a un turista e ci paghi le imposte, se tu affitti a una coppia di giovani residenti e su questo siamo d'accordo. Speriamo di essere entrambi eletti in maniera, almeno su questa questione andremo avanti così. Per quello che riguarda le case invece di proprietà pubblica, purtroppo Raffaele Speranzon ha fatto quel che ha potuto, ma ci vuole un cambio radicale. La maggior parte non sono date in concessione e non sono affidate in locazione con le politiche per la casa che deve fare un comune, perché c'è qualche lavoro da fare, sono state abbandonate perché è morto magari il precedente affidatario e non le ridanno altri, non c'erano soldi per fare. No, ci vuole un cambio di passo, bisogna avere il coraggio di darle tutte e subito, se hanno bisogno di qualche restauro vedere se chi le prende. Non dare così come sono. No, appunto, bisogna che si possano fare anche nella politica di assegnazione un accordo, tu la restauri e ti sgravio per delle cose, gli affitti, in maniera che lo posso fare subito, perché se mi devo occupare di 2, 3, 4 mila immobili, perché di questa cifra stiamo parlando, da destinare alla residenza non lo riesco a fare con le strutture che ho neanche in ATER, che è un ufficio, ma bisogna cambiare passo, e bisogna anche che metta in moto l'edilizia pubblica, residenziale pubblica, un volano, perché tu li dà, li metti a posto e magari anche un riscatto a chi diventa residente, che poi lo può diventare così, in cui il canone che paghi, magari leggermente maggiorato, ti consente di diventarne proprietario a condizione che per 20 anni lo abiti come residente, non che ne diventi proprietario e dopo un anno lo rivendi perché hai fatto la speculazione. Ecco, questa è un'idea fondamentale, perché così metti in moto un volano, non gestisci sempre le stesse case, quelle che hai dato e che hai assegnato le dai a chi ne va a riscatto e i soldi che poi prendi li utilizzi per rimettere in moto il volano di un'altra. Solo con una politica della casa radicalmente cambiata di questa natura se ne viene fuori e il pubblico fa la sua parte, perché ricordiamoci che siamo in una situazione di emergenza. I 30.000 nuovi residenti che ci aveva promesso Brugnaro alle scorse elezioni in realtà ne vedono 1.500 di meno ogni anno e quindi purtroppo non è assolutamente stato invertito questo trend. Il comune non può mettersi nella politica privata, può solo defiscalizzare e dare degli incentivi, ma le sue case sono tante e deve proprio cambiare passo. Ecco, e bisogna cambiare con coraggio. Speranzon ha fatto qualcosa, gliene diamo atto, ma bisogna fare molto di più. Chi sarà il nuovo
delegato o il nuovo presidente ATE, il nuovo delegato alla residenza per l'assessore che avrà le deleghe, non tutte in mano al sindaco, ma l'assessore che se ne occupa deve proprio cambiare passo. Se non si ha questo coraggio non se ne viene fuori, non si inverte il treno. C'è anche un aspetto che è stato presentato da più persone che sono state sedute qui, che il Comune stesso può usufruire degli incentivi del 110% per poi mettere a posto, per cui ci sarebbe anche questo adesso come vantaggio in prospettiva. Quindi lo stavo dicendo che comunque noi anche sulle case pubbliche paghiamo anni e anni di regalie, in cui diciamo nelle case pubbliche poi si è scoperto non c'era proprio chi ne aveva il diritto di esserci, dappertutto. Più abbiamo proprio i comitati che vanno ad occupare le case pubbliche e vanno a mettere persone che poi non riesci più a togliere, a mandare via, quindi e diciamo anche ci sono state delle forze politiche che hanno permesso questo, che si sono sempre voltate dall'altra parte senza dire nulla. Questo bisogna anche... Io sono completamente d'accordo su questo, cioè che ci sia stata una politica, che ci sia stata una politica assolutamente sbagliata che ha incancrenito delle situazioni e che qualcuno ci ha anche sguazzato perché nello scontento in questa cosa eccetera eccetera, ecco. Io lo dico senza paura di essere denunciato perché è la verità. Qualcuno ci ha anche lucrato su questa, lucrato politicamente. Certo. Basta, il cambio di passo, se vogliamo, da qualunque parte si sia, deve essere con questa accensione, senza ideologie, a favore della proprietà, bisogna risolvere il problema. Chi ha diritto e con attenzione, senza partito e senza fare preferenze di natura di tipo di categoria elettorale. Ecco, questo basta. Il maggior partito di quelli che abbiamo nel Comune di Venezia, ma anche in Italia, è di quelli che non vanno a votare perché sono stufi di questa gestione. Questi sono il 50% vero dell'elettorato di Mestre. Ultima domanda: le prime cose da affrontare nei prossimi 6 mesi, dal 21 oppure dal 15 ottobre se ci sarà il ballottaggio, da una parte e dall'altra, per Mestre naturalmente, quali sarebbero i primi argomenti? 1, 2, così? Beh, io sicuramente la sicurezza, cioè questo certamente è uno dei punti fondamentali di Fratelli d'Italia e quindi io credo che continuare con l'attività fatta qui e cercare appunto di togliere il degrado da alcune zone come abbiamo già detto. Poi il commercio e tutte le attività produttive, perché non è solo il commercio, c'è anche l'artigianato, ci sono varie il terziario eccetera, che devono sicuramente essere aiutati in questa fase, sia per una crisi economica che già c'era, sia appunto, come abbiamo già ripetuto e già detto, per questo periodo che abbiamo passato di chiusura totale, perché adesso a settembre-ottobre, quando inizieranno, secondo me, cioè, dai dati che si hanno, ci saranno veramente nuove aziende che purtroppo chiuderanno, finiscono tutti gli incentivi, finiscono tutte le casse integrazioni e quindi veramente vedremo. E poi io penso che ci siano ancora tante persone nel Comune di Venezia che, anche proprio per questo motivo che dicevamo, perché c'è stata fatta una politica tanti anni fa di, diciamo, regalie, tante persone che non hanno quello di cui avrebbero diritto di avere. Quindi dalla casa guardare il problema appunto della residenzialità, questo assolutamente, che poi è legato al commercio, è legato a tutto quanto, perché quando la gente vive spende soldi, va a comprare, va a fare la spesa e insomma è tutta una cosa che torna indietro. Io in parte sono d'accordo, al primo posto però metterei l'attenzione per l'economia, lavoro e residenza, perché e prenderei contatto immediato lasciando alle forze dell'ordine occuparsi della questione della sicurezza immediata. Cioè il sindaco deve andare da prefetto, da questore, dal comandante dei carabinieri di piazza eccetera a chiedere l'intervento loro e vedere come può implementarsi. Ma quella è una cosa semplice, lo fa.
La cosa importante su cui mi concentrerei come prima cosa è proprio l'attenzione a risolvere la questione delle locazioni, degli affitti, eccetera, e delle aperture per gli esercizi commerciali, perché se chiudono io creo maggiore sicurezza, maggiore insicurezza, ho creato un'altra area depressa che è in mano alla mancanza di sicurezza. Il primo elemento è questo, e la residenza, perché questa questione della residenza, rimettere abitanti veri, cittadini che vivono con le loro necessità, risolve anche il problema della sicurezza. Per far questo devo mettere mano all'economia, come per quello che abbiamo detto, quindi attenzione al lavoro e al sociale. Grazie. E alla casa. Queste sono, e la sicurezza gli viene dietro, a fianco all'attività delle forze di polizia. Allora, l'ultima cosa, adesso chiedo a tutti e due di rivolgervi a quella Camera e chiedere il voto ai cittadini, per voi, naturalmente come candidati, e per il partito e per la lista. Eleni? Allora, chiedo di votare per Fratelli d'Italia e di votare per me, perché ritengo che uno dei valori che mi accomuna sicuramente è quello della coerenza e della concretezza. Da tanti anni sono in politica, non ho mai avuto esperienze elettive, ma da tanti anni sono in politica sempre dalla stessa parte, quindi un cittadino che voterà, che mi darà la fiducia, saprà che comunque avrà dato la fiducia e mi troverà sempre in quella casella e in quel posto, senza passare da una parte all'altra. Grazie. Grazie. Io, Giorgio Suppiei, ho l'onore e l'onere di guidare come capolista una lista civica, cioè una lista che si è schierata e che all'interno della sua componente ha tanti cittadini. Andate a guardare i nomi, sono sicuro che li conoscete, perché ce ne sono di Venezia, di Mestre, di tutte le categorie economiche, di tutte le professioni e di tutte le rappresentatività come è composto il nostro territorio. Votate questa lista, perché dando a noi e a questi cittadini, a questo sentimento civico, lo spazio diciamo, e la rappresentatività elettorale che vi abbiamo chiesto, possiamo portare avanti questi programmi all'interno della gestione dei prossimi 5 anni dell'amministrazione comunale. Chiedo di votare anche il sindaco Pierpaolo Baretta, perché è il sindaco che si è impegnato su questo programma e che questo programma ha sottoscritto. Non ve lo racconto, lo trovate in sintesi, andate sul nostro sito di Idea Comune, trovate le qualificazioni, i curriculum di tutti i rappresentanti della lista, e dateci spazio, perché è con il vostro voto che noi riusciremo a avere quel peso politico che serve all'interno della compagine comunale per la prossima amministrazione, e questo sindaco ce lo ha garantito. Grazie. Bene, allora anche questa mattina è stata una piacevolissima mattinata, un bellissimo incontro con persone sobrie e persone preparate, perché devo dire che qui sono sempre stati seduti personaggi preparati, coerenti e propositivi, e quindi questo ci fa ben sperare, come dicevamo prima, nelle prossime amministrazioni, sia che venga confermata quella attuale, sia che venga invece promossa quella in alternativa. E io ringrazio Alessandro e Massimo Trevisan di questa bellissima possibilità che ci danno di essere qui ad Abitare 3 in Corso del Popolo 95. Ringrazio e saluto i miei amici Andrea Sperandio, Francesco Brunello e Sabrina Scarpa, sempre presenti. Domani non ci saranno incontri come a lunedì, riprenderemo invece a martedì 15 alle 20:45 con altri 2 candidati di segno opposto. Avremo Giuseppe Sacca del Partito Democratico e Deborah Onisto di Forza Italia. Io veramente vi ringrazio di cuore per la vostra presenza, per essere come siete, e quindi vi auguro buona domenica e buona giornata. Grazie di averci invitato. Grazie mille, grazie a tutti, arrivederci.